Siamo sempre in studio con Gianangelo Bellati, presidente Venezian Cluster. Siamo arrivati al punto di autonomia, se ne parla di nuovo. Verrà data, non verrà data, come, in che termini? L'autonomia è qualcosa che è direttamente connessa con quello che stavamo dicendo poco fa sul tema del debito pubblico. Prima o poi, spero prima che poi, ci si renderà conto che per riuscire a risolvere anche il problema del debito pubblico dobbiamo andare verso un sistema di autonomie, perché autonomia vuol dire prima di tutto responsabilità. Vuol dire quello che succedeva addirittura prima della nascita delle regioni, che c'era il federalismo fiscale, poi adesso noi lo stiamo cercando di reintrodurre a fatica, ma c'era prima delle riforme Visentini, Stammati, eccetera. Quindi si vedeva subito a livello centrale se c'era un comune, una provincia, all'epoca non c'erano le regioni, che spendeva di più di quello che otteneva come tasse, si cedevano alla pedina rossa e si verificava. A dopo l'accentramento fiscale fatto dalla nascita delle regioni come compensazione per l'attuazione della Costituzione con riferimento alle autonomie, è stato chiesto l'accentramento fiscale. Quindi sono venuti fuori i costi storici e un cerotto costa in un ospedale 10 volte che in un altro di un'altra regione. E quindi siamo finiti in questa maledizione dell'aumento della spesa pubblica che ha generato l'aumento del debito. Ora, questo problema dell'autonomia io lo vedo affrontato in maniera troppo burocratica, non politica. Quando noi siamo andati a votare per il famoso referendum, parliamo quasi di ormai 2000 giorni, un referendum che era di attuazione della Costituzione, perché c'è il numero 5 magico, l'articolo 5 che parla delle autonomie della Costituzione, il titolo 5 che era stato appunto modificato, dove si parla poi più nel concreto dell'attuazione di queste autonomie. Certo, sì. Lo Stato, invece di andare deciso e spedito verso, quindi la burocrazia statale, verso questa attuazione dell'autonomia, è fermo e cerca di rallentare le burocrazie regionali. Ed è per questo che, siccome il referendum è stato un atto di carattere non burocratico, politico, noi avremo bisogno di più politica in questo momento. Ma politica in che senso? Far vedere le manifestazioni di persone, di gente, e organizzarle per far vedere che il tema è sempre attuale, perché con ma non solo questo. Hanno peso? Come? Hanno peso, certo, come ha avuto peso il referendum. Bisogna far capire e tenere alta la tensione nelle persone, perché se no che cosa succede? La burocrazia, la tecnica qual è? Creare gruppi di lavoro, tavoli di lavoro, osservatori, commissioni, e questo è il modo migliore perché a un certo punto le persone che avevano con convinzione votato sia l'autonomia perché avevano capito quanto era importante per il futuro anche dei loro figli, perché non dimentichiamo che il debito pubblico è una zavorra soprattutto per i nostri figli, queste persone a un certo punto si stancano e dicono beh vabbè non se ne fa nulla, purtroppo questo sistema di democrazia ci ha un po' imbrogliati ma finisce lì, non finisce chissà in drammi, però finisce così in una rassegnazione e questo quindi necessita di interventi di carattere appunto politico e quindi non fermarsi alla burocrazia, perché se ci si ferma come si fa oggi a livello burocratico sono importanti i LEP, i livelli no? Certo, sì. Di prestazioni eccetera che devono essere dati, però se ci si ferma a quello e tutto si incancrenisce sui tavoli, le commissioni, gli osservatori, noi l'autonomia non la vedremo mai. Ma c'è un oggettivo vantaggio poi ad avere autonomia oppure no? Ma è un vantaggio, io per assurdo quando facevo questi studi vedevo che il vantaggio maggiore sarebbe stato per le regioni meridionali, non per le regioni settentrionali. E perché questo? Perché le regioni meridionali vivono una forma di trasferimento di denaro che non è quello che genera investimenti, infatti protestano perché non hanno abbastanza infrastrutture come nel nord. Ma cosa genera? Genera assistenzialismo, quindi l'autonomia servirebbe soprattutto alle regioni meridionali di non considerare il finanziamento pubblico la panacea, la soluzione di tutti i problemi, ma permetterebbe invece che di distruggere il tessuto economico di incitare le persone con gli investimenti a fare attività di impresa. Invece quando tu dai per assistenzialismo induci a fare attività esattamente opposta a quella di impresa e quindi l'autonomia, il federalismo sarebbero la medicina migliore per le regioni soprattutto del sud, le quali forse comincerebbero a diventare un po' più virtuose e quindi non aumenterebbero il debito pubblico, perché sono alcune regioni che creano l'aumento in particolar modo del debito pubblico. Però di questo non si ha certezza ancora, non si ha contezza piena. No, ma io non vedo ancora veramente una strada, non vedo un impegno politico valga per tutti, mi dispiace di dirlo, ma quando si parla di autonomia non vedo i deputati eletti in Veneto che si diano da fare per fare delle azioni di carattere
politico, chi rappresenta la politica sono i deputati eletti da noi delegati. Certo. E noi che li abbiamo delegati, sinceramente io non sono molto contento dei nostri delegati, perché non vedo che facciano azioni forti a livello, diciamo, del governo, a livello del Parlamento, del Senato, per portare avanti un obiettivo politico, democratico, evidentissimo, referendario, come quello dell'autonomia, che sarebbe poi la salvezza del Paese, come dicevamo poco fa, per via del debito pubblico che ci sta appunto zavorrando in maniera terribile e rendendo dipendenti dall'esterno in maniera ancora più vergognosa, no? Per cui il nostro sistema politico non è in grado in questo momento di soddisfare quelli che erano gli obiettivi richiesti dalla popolazione veneta e in certo senso anche lombarda per via del referendum e in un certo senso anche emiliana in altro modo. Che si erano uniti a questo. E quindi purtroppo c'è troppa forse burocrazia anche nella politica, come dicevo poco fa, ci vuole più vera politica. Nostalgia di un De Gasperi forse. Le faccio un'altra domanda che invece è di carattere diverso. Beh, tutto sommato qualcosa ci sta, però è di carattere diverso. Proprio in questi giorni si torna a parlare della Brexit e del fatto che sembra che la Gran Bretagna non sia poi così contenta di quello che è stato fatto, no? Io mi ricordo, andavo su e giù in Gran Bretagna all'epoca in cui si stava discutendo della Brexit, frequentavo ovviamente gli ambienti di impresa, gli ambienti pubblici, che erano terrorizzati dalla Brexit perché avevano fatto delle indagini analitiche molto fatte bene, economiche, statistiche, che prevedevano che con la Brexit la diminuzione del PIL sarebbe andata dal 2 all'8%. Si sta verificando perfettamente quello che era previsto, ma non ci voleva uno scienziato per arrivare... Cioè l'aumento del PIL? Una diminuzione del PIL. L'Inghilterra è in una situazione... Quindi una cosa negativa? Una cosa assolutamente negativa, ma non ci vuole uno scienziato. Allora, posto che l'Europa sta sbagliando in alcune cose, per esempio sta legiferando troppo nei dettagli, questo è un errore strategico, però non possiamo dimenticare che l'Europa crea un mercato libero di circolazione di persone, merci, soldi, professioni, affari. Questa possibilità è esattamente l'opposta delle valli chiuse di un angolo di una montagna, dove l'isolamento che cosa porta? Porta povertà. Ovvio che un mercato unito può portare, se governato da leggi sane, può portare un aumento della ricchezza, ma qualsiasi economista lo sapeva che la Gran Bretagna avrebbe avuto grossi problemi, una maggiore autonomia nella gestione del suo futuro dal punto di vista delle leggi, ma dei problemi che loro pensavano di bilanciare con un maggiore e più forte rapporto con i paesi ex Commonwealth o con gli Stati Uniti. Ma l'Europa è un'altra cosa, l'Europa è qui attaccata, c'erano tantissime attività che si svolgevano insieme, le imprese hanno perso adesso un sacco di banche, un sacco di finanza, stanno perdendo attività produttive, perché noi pensiamo che l'euro sia un male, ma il fatto di avere una moneta unica è una facilitazione enorme. Però comunque loro sempre la sterlina ce l'avevano. Cioè ce l'avevano sì, ma io sto andando oltre. Loro avevano tutta un'altra serie di accorgimenti, per esempio avevano il principio del giusto ritorno, non gli bastava nemmeno il fatto che se davano 10 alla comunità europea doveva tornargli 10, era il principio del giusto, non gli bastava neanche questo, noi Italia diamo circa 18 e ci ritorna circa 14, quindi voglio dire saremo noi a dover protestare di più, eppure loro non si sono resi conto a livello di politica che avrebbero creato un danno al sistema della Gran Bretagna e questa cosa si sta verificando ma come da manuale. Immaginiamoci. Ma c'è una via di ritorno? No, adesso loro non possono fare una via di ritorno perché in questo momento qui devono subire questa crisi, è molto difficile, potrebbero fare delle collaborazioni rafforzate con l'Unione Europea, ma la situazione non è recuperabile nell'arco di almeno 20 anni. Addirittura. Ma dal punto di vista dei rapporti con l'Unione Europea. Poi se riescono in qualche modo a venirne fuori dalla crisi, ma non è facile perché oggi vincono... Alcuni hanno detto che alcuni avrebbero voluto ritrattare la Brexit. Beh, per forza, perché di fronte ad una situazione così devastante si stanno rendendo conto di avere fatto un errore strategico. E poi è ovvio, no, che quando uno ragiona sempre in termini egoistici non può fare comunità, non può fare alleanze con gli altri. Però c'è l'Ucraina adesso. C'è la questione ucraina. Beh, ma quella è un'altra cosa che ci costerà tantissimi soldi, ci sta già costando, ma
È un problema che è, diciamo, in realtà, dal mio punto di vista come economista, il problema ucraino è un problema di una guerra, ma dietro questa guerra c'è in palio una posta in gioco molto più alta di quella che ha l'apparenza della guerra. Ci sono ormai due blocchi economici potentissimi che si stanno confrontando, dove non c'è più un blocco economico unico, cioè quello occidentale che comanda tutto il resto. Ormai è evidente, e questa guerra lo sta dimostrando, che c'è un blocco, adesso chiamiamolo orientale se vogliamo, ma in realtà comprende anche pezzi enormi dell'America Latina, il Sudafrica, tutta l'Asia, un blocco che la storia ci insegna è sempre stato quello dominante economicamente nella storia. La storia insomma, se è maestra di vita, questo ci insegna, e noi adesso non mi interessa di chi è la colpa, il problema è che i russi sono andati con quel blocco e quindi quel blocco vale 4 miliardi di persone circa, vale un PIL paragonabile a quello del blocco occidentale e quindi questi adesso diventeranno un concorrente. Forse farà anche bene in un certo senso la competizione e la concorrenza, che quindi io non è che sto dicendo, però si creeranno come due mondi globalizzati, il mondo occidentale una sua globalizzazione, il mondo orientale una sua globalizzazione, e sarà interessante in futuro capire chi regolerà i rapporti fra questi due mondi. Sto parlando dal punto di vista economico, quando sarà finita e finirà prima o poi questa guerra. Per cui coloro che sanno il russo, coloro che sanno il cinese, coloro che sanno le lingue orientali, viceversa loro, avranno un vantaggio nel momento in cui si dovrà contrattare e competere con questo colosso economico che ha il vantaggio rispetto a noi di avere i 4/5 delle risorse naturali del mondo. E popolazione molto più ampia e mediamente molto più giovane, fatta salva la Cina, tutto il resto è popolazione, e la Russia è popolazione molto molto più giovane. Quindi questo è una pedina in più da giocare. Quindi allora l'Inghilterra si deve tenere un po' di Brexit per un po' di tempo, quanto sembra, sì, e non se ne ne viene in fuori. Questo momento. E invece l'Europa cosa sta preparando? Quindi che cosa ci viene dall'Europa? C'è il MES, no? Parole, cosa comporta? Il MES è solo un sistema di garanzia dei debiti pubblici dei paesi più indebitati. Peraltro disporrà di poco più di 700 miliardi di euro, se penso che il debito pubblico italiano è 3.000, sì, è un sistema di salvaguardia, ma deve essere connesso col Fondo Monetario Internazionale, con la BCE, con tutti gli altri sistemi, anche quelli che aveva inventato l'ex presidente Draghi quando era presidente della Banca Centrale Europea. Però adesso che è finito il discorso del Covid, noi dobbiamo stare attenti, uno, che si ritornerà ad essere più severi sulla spesa pubblica dei paesi indebitati, e quindi dobbiamo fare attenzione perché i cosiddetti falchi, quelli che vogliono, diciamo, una gestione molto sana della spesa pubblica, torneranno a diventare più aggressivi, e questo ci creerà dei problemi in un paese che invece tendenzialmente spreca. Questo per noi, non regioni come il Veneto che non sprecano, ma in un paese che tendenzialmente spreca sarà un grosso problema. Dall'altra parte però noi dobbiamo guardare anche le cose più piccole, quindi come si diceva poco fa il PNR, dobbiamo saper rispondere ai bandi di gara, dobbiamo partecipare ai processi decisionali a Bruxelles, dobbiamo avere forti uffici di rappresentanza nazionali e regionali. Se c'è una politica dei cluster, come dicevo poco fa, non può essere che io vado a Bruxelles e mi dicono che l'Italia è assente nella politica dei distretti, quella di cui mi sto occupando adesso io. Se ne occupa solo un po' le regioni, se ne occupano, perché ci sono dei fondi europei gestiti dalle regioni che vengono dati. Mancano delle persone, delle entità deputate. Ma proprio c'è un disinteresse su delle tematiche che sono fondamentali, quindi siccome ci sono sempre più soldi nell'ambito della politica dei distretti, dell'Unione Europea, della politica dei cluster, noi dobbiamo essere presenti, non essere assenti, perché sennò è inutile dire che è colpa sempre degli altri se viene approvata una direttiva o un regolamento che non ci va. La colpa è nostra che magari non eravamo presenti al momento del voto o abbiamo votato in maniera sbagliata quando appunto a livello governativo siamo andati o non siamo andati a quelle riunioni a Bruxelles. Quindi se si partecipa a un club bisogna essere presenti, non assenti. E questo è un impegno molto grosso che bisogna prendere con grande serietà, perché sennò non possiamo dare la colpa agli altri. Ma sostanzialmente questo benedetto MES è importante o non è importante? È importantissimo. Purtroppo pone anche delle condizioni, ma d'altra parte... Ma perché è importantissimo? Perché è una garanzia? È una garanzia, perché una qualsiasi tempesta sui mercati può essere veramente uno sfacelo per un paese indebitato come il nostro. Il MES è una rete protettiva
che impedisce che la speculazione affossi all'improvviso il sistema Italia, ma anche il sistema di qualche altro paese che è debole dal punto di vista finanziario. Il MES, lo so anch'io che non è bello perché ci sono delle regole da seguire, ma la colpa di dover aderire al MES non è del MES o della Comunità Europea o della Germania, è nostra. Siamo noi che abbiamo sprecato i nostri soldi e abbiamo creato debito pubblico. Nessun paese europeo ci ha detto dovete buttare via i soldi e sprecarli. Siamo noi che l'abbiamo fatto. E l'abbiamo cominciato a fare negli anni '80. Quindi ci pongono questa condizione perché siamo messi troppo male. Ma certo, siamo il paese che è in proporzione al PIL, ha il debito più alto del mondo, quindi c'è solo il Giappone, ma il Giappone ha tutto debito interno. Infatti. Noi abbiamo il 44, diciamo poco fa per cento, che è debito esterno, quindi sì, potremmo fargli comprare tutto il debito a livello nazionale, però se ancora non è stato fatto ci sarà qualche problema, certo, se non è stato fatto. Quindi, siccome viviamo in un mondo interconnesso e non possiamo farne a meno, immaginiamoci il Veneto in un mondo non interconnesso, dove noi non possiamo, come quando era l'epoca del Covid, dove non arrivano i turisti, o dove noi non possiamo esportare come stiamo esportando oggi. Noi stiamo esportando circa 60 e importiamo 40, ci teniamo 20 miliardi. Il miracolo delle nostre imprese che nonostante le tasse più alte del mondo riescono comunque ad essere competitive, è un miracolo, ringraziamo i nostri imprenditori. Quindi se avessimo un mondo chiuso non facente parte di queste comunità internazionali, noi questi soldi li perderemmo e torneremo ad essere il Veneto agricolo di quando ero bimbo, non so, e quindi voglio dire, è un sistema, quello di vincoli internazionali, che lo abbiamo creato noi, i nostri antenati, i nostri genitori, ma è un sistema che comunque ha portato del benessere ed è un sistema che, se si vuole uscire da questo sistema, ci sono delle conseguenze devastanti. E nel nostro caso peggiori certo della Brexit. Peggiori, quindi in questo caso. Perché noi abbiamo la finanza che non funziona, mentre invece gli inglesi sono più forti da quel punto di vista. Cos'altro ci viene di utile dall'Europa in questo periodo? Ma in questo periodo qui io ritengo che ci siano alcune norme che riguardano l'ambiente e che sono molto mal viste da alcuni, in questo caso imprenditori, ma che sono essenziali per il futuro, per uno sviluppo sostenibile. Però, ad esempio quel provvedimento che ci obbligherebbe nel giro di pochi anni a dover adeguare tutti gli appartamenti, le case a parametri energetici di risparmio energetico. Chi ha letto un po' meglio la proposta di direttiva, mi pare che proprio oggi si sia sui giornali economici si parli di questo, si scopre che in realtà è un obiettivo da raggiungere, ma ogni Stato, essendo una direttiva, non un regolamento, può adeguare alla situazione sua interna. Ora, siccome è una proposta, a proposito di essere partecipativi, di partecipare alle riunioni e andare, non si capisce perché bisogna fare grandi proteste quando basterebbe essere presso i tavoli di lavoro a Bruxelles e mettere in evidenza gli interessi del sistema Italia. Comunque, siamo arrivati a questo, non si è partecipato forse abbastanza. Si tratta di mettere la cosa un attimino i puntini sulle i, però la situazione non è come ci è stata descritta all'inizio, sempre per favorire attacchi anti-Europa. È in realtà una situazione che bisogna prendere con grande attenzione e soprattutto fare in maniera tale che, essendo una direttiva, ci venga lasciato il tempo di poter, con i vari sussidi, esenzioni fiscali, incentivi alle ristrutturazioni edilizie, che venga lasciato il tempo che magari in caso dell'Italia, che ha meno problemi di paesi del nord del clima freddo per esempio, ci venga lasciati invece che so io, 4-5 anni, ce ne vengano lasciati 30, 25, 20, però ecco è qualcosa che deve essere seguito con estrema attenzione, come altre norme europee. Il Green Deal, che è quello che volevo dire, che è raggiungere un'Europa nel 2050 con 0 emissioni di anidride carbonica, magari è un obiettivo che sembra irraggiungibile, ma io, che ho l'avventura anche di fare da valutatore di alcuni progetti europei a Bruxelles, noto che per esempio adesso, grazie ai finanziamenti europei importantissimi per la ricerca e sviluppo tecnologico, stanno andando alla grande i progetti che sviluppano l'utilizzo
produzione e utilizzo dell'idrogeno, e sono anche convinto, un po' come è sempre stato, che gli italiani sapranno trovare anche fare qualche scoperta, qualche invenzione particolarmente importante adesso che c'è questo problema dell'energia, stimolato appunto dalla mancanza di petrolio, di gas, eccetera, perché effettivamente su questo fronte avremmo potuto fare di più, ma non è stato fatto molto, neanche a livello di Commissione europea, perché c'era sempre, per esempio, ecco, mi ricordo negli anni '80 c'era la lobby cosiddetta del nucleare che bloccava molti progetti di ricerca e sviluppo in altri settori alternativi alla produzione di energia nucleare. Quindi questa potrebbe anche essere un'opportunità, insomma. Assolutamente, questa potrebbe essere trasformata in una opportunità, e la massa di denaro che Bruxelles mobilita per questi finanziamenti che possono prendere anche le nostre imprese, e le nostre imprese ne stanno prendendo, proprio nel settore dell'idrogeno e nel settore di nuove fonti di energia alternativa, quindi stanno arrivando a fare degli ottimi risultati con questi finanziamenti europei. Io la ringrazio tantissimo, siamo giunti al termine di questo approfondimento che è stato molto interessante, perché ha aperto diverse opportunità, prospettive, ha fatto chiarezza anche su alcuni aspetti. Ne faremo ancora altri naturalmente, perché visto che anche lei segue tanti progetti, ci sono tanti spunti, speriamo che ci siano tutti positivi, quindi con buoni esiti. La ringraziamo naturalmente e voi telespettatori vi lascio alla pubblicità, poi noi ci rivediamo dopo. Grazie.